La tecnologia incontra la letteratura per offrire agli studenti un'esperienza immersiva. Sì, e appunto perché grazie alla tecnologia del Web 3, quindi tutto quello che riguarda dagli NFT, blockchain fino al metaverso, ci permette adesso di poter testare delle soluzioni didattiche assolutamente innovative. Quindi poterci immergere, perché la realtà immersiva è l'elemento novità del Web 3, per entrare in contatto, come in questo caso, con personaggi della storia. Quindi in occasione del Dante D, quale migliore occasione di unire le ultime tecnologie con la nostra tradizione. Allora, noi nel nostro progetto della quarta C, Liceo Scientifico Leonardo, abbiamo cercato di trasformare il Dante, il sommo poeta, da letterato... Continua, no, però non ti devi lo so. non ti preoccupare, vai. Denis Buttigieg. Allora, nella nostra classe, quarta C, Liceo Scientifico Leonardo, abbiamo cercato di trasformare il Dante letterato in un Dante più moderno tramite il metaverso, prestandogli una voce che è del mio compagno Sergio Miccichè, e anche attualizzandolo con temi moderni e anche citazioni moderne come Tedua, che ad aprile farà uscire, si pensa ad aprile farà uscire il suo album intitolato La Divina Commedia, e anche attualizzazioni come l'album Infernum di Murubutu e di Clever Gold. Sergio Miccichè, quarta C. Prestare la voce a Dante è stato sicuramente un onore. Prima di tutto non è stato facile perché comunque è difficile pensare di essere all'altezza di un tale personaggio, però comunque abbiamo dato il meglio, sia io con la mia voce, sia i miei compagni sicuramente a scrivere testi, anche tutti quelli che ci hanno aiutato, compresa la professoressa che ha impiegato molto tempo per aiutarci. Oggi un'esperienza nel mondo virtuale per incontrare Dante. Sì, oggi dai versi al metaverso abbiamo scelto di creare un ambiente in cui trasferire il nostro avatar di Dante con i contenuti curati dai ragazzi e dalle docenti delle nostre classi, dalle docenti di italiano, perché riteniamo che oggi più che mai sia importante creare questa alleanza tra il linguaggio quotidiano, quindi anche quello che scaturisce alla letteratura, e il linguaggio della scienza e della tecnologia, perché parliamo alle nuove generazioni, non dimenticando ovviamente mai quanto il motore principale di tutto rimanga l'intelligenza umana. Come vi siete preparati, come si sono preparati i ragazzi a questo evento? Dante D 2023 è stato pensato all'insegna di un ibrido doppio in realtà, un ibrido che vede l'incontro tra la tecnologia digitale e la storia della letteratura italiana da un lato, e dall'altro lato invece un ibrido che diventa digitale nell'incontro tra lo spazio fisico e lo spazio invece appunto digitale. Abbiamo pensato ad un Dante che rivive attraverso le parole che i ragazzi gli hanno prestato e che ci permette di permette ai ragazzi di vivere un'esperienza immersiva, che è quella appunto della nuova scuola 4.0, in cui il sapere non è soltanto nozionistico, ma diventa esperienza e appunto rivive.